Benissimo, eccoci qua con un nuovo video per quanto riguarda l'oroscopo del giorno mercoledì 29 aprile 2020. Io vi raccomando sempre di iscrivervi a questo bellissimo canale e di attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando vado a caricare un prossimo video non ve lo perderete, vi arriverà la notifica, va bene? Se avete bisogno di me per quanto riguarda ritorni d'amore, legamenti d'amore, per consulenza di cartomanzia nel privato, i numeri sono quelli che vedete nello scrollo, va bene? Bene, allora andiamo con la lettura del segno dell'Ariete. Ariete, amore. La luna è nel vostro segno in questo inizio di giornata. Approfittate di questo periodo per portare avanti un progetto o avviare una nuova storia d'amore. Le stelle annunciano cambiamenti in positivo per i single, vi aspettano giorni intensi. Il segno del Toro. Amore. Vi state liberando di alcuni fastidi che vi hanno creato problemi. Alcune decisioni in amore però non possono attendere. Chiarite prima che sia troppo tardi. I single avranno una visione meno confusa della situazione e godranno di buoni vantaggi. Gemelli, amore. Venere continua a regalarvi giornate piene di amore. Col partner la relazione si rafforza e finalmente avrete la sensazione di essere appoggiati nelle vostre scelte. Alcuni single penseranno di fare un passo più lungo con una persona appena conosciuta. Il segno del Cancro, amore. Oggi avete tanta voglia di amare e di essere amati. Tutto però dipende da chi avete accanto. Cercate piuttosto di organizzare qualcosa di divertente e piacevole. I single avranno tante risorse e molte occasioni per fare nuove conquiste. Il segno del Leone, amore. Grandi soddisfazioni in amore per voi del Leone. Sentirete crescere dentro di voi dei sentimenti che non provate da tempo. È un giorno particolare per chi desiderava una storia nuova. Ottime prospettive per i single di fare tante conquiste. Vergine, amore. Dopo un periodo di stress siete ora in fase di recupero. Chi è in coppia dovrà cercare di fare il massimo per stare bene, consapevole di avere accanto le persone giuste. I single troveranno, o meglio potranno condurre una situazione a loro favore. Basta un pizzico di strategia e quella non vi manca. Bilancia, amore. Il pianeta dell'amore continua ad essere dalla vostra parte e vi regala un'altra bella giornata all'insegna delle emozioni e della comprensione reciproca col partner. I single trascorreranno una giornata diversa dal solito, ma in compagnia delle persone giuste. Scorpione, amore. Oggi sarete molto pensierosi perché state vivendo delle situazioni esterne che condizioneranno anche la sfera sentimentale. I single dovranno stare attenti a non dare spazio alle polemiche riguardo una nuova conoscenza. Segno del Sagittario, amore. Giornata interessante nonostante la luna in opposizione. Avete il desiderio di scoprire cose nuove insieme al partner e magari programmare anche un bel viaggio. I single faranno meglio a non esporsi troppo con una persona appena conosciuta. Il segno del Capricorno, amore. Oggi dovrete essere pronti a tutto.
potrebbero accadere eventi inaspettati. Tenete in conto anche la fine di una relazione per molti del segno. Sentimenti in subbuglio anche per molti cuori solitari. Oggi è una giornata no. Segno dell'Acquario, amore. Oggi buone notizie per i nati del segno. Mercurio tornerà a sorridervi e le occasioni di successo si moltiplicheranno. Qualche tensione nelle coppie per malintesi, ma tutto è risolvibile. I single dovranno stare attenti alle delusioni, non esponetevi troppo. Il segno dei pesci, amore. Siete pronti per andare avanti e tutto appare sotto una buona stella. Anche se ci sarà qualche discussione in famiglia o nella relazione, riuscirete a mantenere un certo equilibrio. Per i single si preannunciano nuovi incontri intriganti, probabilmente in serata. E così era l'oroscopo del giorno mercoledì 29 aprile 2020. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani con la lettura del nuovo oroscopo segno per segno e vi auguro una buona giornata a tutti quanti voi e che le stelle siano sempre con voi. Quindi mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi sempre a questo favoloso canale. Ciao a tutti, che le stelle siano sempre con voi.